Parla tifoso partenopeo. Oggi abbiamo una notizia che toccherà il cuore della nazione azzurra. Un ex giocatore del club ha parlato apertamente della sua passione per il Napoli, commentando la nazionale italiana ed elogiando i nuovi talenti. Volete conoscere tutti i dettagli? Allora venite con me, perché la storia completa sta per arrivare. Prima di immergerci in questa storia, non dimenticate, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere nessun video. Mettete un bel mi piace e commentate qui sotto cosa ne pensate. La vostra partecipazione è ciò che mantiene questo canale pulsante di passione per il Napoli. Ehi, nazione napoletana! Se siete tra coloro che sono in sintonia con la storia del Napoli, che si emozionano a ogni capitolo del nostro viaggio, allora preparate i vostri cuori. Perché oggi parleremo di un idolo che ha fatto la storia del club e che continua ad essere appassionato del Napoli. Ha anche fornito un'analisi approfondita della nazionale italiana, parlando di giocatori promettenti e del lavoro di un allenatore che i tifosi conoscono così bene. Unitevi a noi in questo viaggio con Cristiano Lucarelli, un nome che non abbandonerà mai la memoria dei tifosi del Napoli. Cominciamo ricordando l'esperienza di Cristiano Lucarelli al Napoli, tra il 2010 e il 2012, sotto la guida di Walter Mazzarri. Furono 2 anni intensi, con alti e bassi, ma pieni di dedizione e passione per la maglia azzurra. Lucarelli dovette affrontare un grave infortunio, la rottura del legamento crociato, che lo tenne fuori per un po', ma che non smorzò lo splendore della sua carriera. Con il Napoli ottenne importanti traguardi e, al termine di quel percorso, decise di appendere gli scarpini al chiodo, concludendo la sua carriera da giocatore con l'orgoglio di aver indossato la nostra maglia. E, tifoso, quello che ha detto di recente su questa esperienza vi commuoverà. In un'intervista a Kiss Kiss Napoli, Cristiano Lucarelli si è aperto e ha parlato con un'emozione che solo chi capisce il peso della maglia del Napoli può provare. Ogni tanto sento il bisogno di tornare in città, perché è stata una fase importante della mia vita. E chiudere la mia carriera con gli azzurri è stato il regalo più bello che potessi farmi, ha dichiarato. Queste parole dimostrano quanto Napoli abbia influenzato la vita di Lucarelli. Non nasconde il suo affetto per la città e per il club, affermando di voler sempre tornare, come se l'energia di Napoli pulsasse ancora nel suo cuore. È il tipo di affermazione che rende ogni tifoso del Napoli orgoglioso di aver avuto un giocatore così identificato con il club. Ma le parole di Cristiano Lucarelli non si sono fermate qui. Ha parlato anche della nazionale italiana, che ha recentemente battuto Israele, e ha espresso il suo punto di vista sul lavoro del CT Gennaro Gattuso. Lucarelli ha elogiato il modo in cui Gattuso ha schierato 2 attaccanti forti, Moise Kean e Mateusz Retegui. Kean e Retegui sono 2 giocatori importanti, e a Gattuso va il merito di aver trovato il modo di schierarli entrambi, ha affermato. Lucarelli ha osservato che la partita contro Israele ha avuto i suoi momenti difficili e ha concordato con la valutazione di Gattuso sullo sforzo fisico. C'è stato un momento di grande confusione durante la partita, e sono d'accordo con Gattuso. Quando ti ritrovi a giocare 2 partite in 3 giorni, puoi perdere la forma fisica e mollare, ha aggiunto. Questa analisi dimostra che Lucarelli continua a seguire il calcio da vicino e a comprenderne le sfide tattiche. Riguardo a Moise Kean, Lucarelli ha elogiato moltissimo il suo potenziale, sottolineando il potenziale che il giocatore ha già dimostrato in altri club. Kean ha una forza fisica che ha dimostrato alla Juventus. Se un allenatore di spicco come Allegri gli ha concesso molto spazio, non è un caso, anzi, ha affermato. Questa analisi rafforza la fiducia di Lucarelli nel talento di Kean, che ha brillato in nazionale con Gennaro Gattuso. È interessante vedere come un ex giocatore del Napoli, che ha vissuto momenti intensi con il club, ora osservi da vicino l'ascesa di nuovi nomi del calcio italiano. Un altro giocatore che ha attirato l'attenzione nell'intervista è stato Lorenzo Lucca, un giovane attaccante che Lucarelli ha paragonato al suo stile di gioco. Al momento, lui e Scamacca sono quelli con caratteristiche più simili alle mie. Ovviamente, spero che faccia molto meglio.
Lucca è un giocatore di alto livello, bravo nel gioco aereo e in altri aspetti. Deve certamente migliorare in alcuni aspetti, ma è forte. Lo volevo anche alla Ternana quando allenavo lì, ha rivelato Lucarelli. Questa affermazione dimostra l'occhio clinico dell'ex attaccante, che vede in Lucca un giocatore con il potenziale per brillare, proprio come ha brillato durante la sua esperienza al Napoli. Il riferimento alla Ternana, dove Lucarelli ha allenato, aggiunge anche un tocco speciale, dimostrando che rimane impegnato nel calcio anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Tornando a Napoli, le parole di Cristiano Lucarelli sulla sua esperienza al club sono un vero regalo per i tifosi. Non solo riconosce l'impatto che Napoli ha avuto sulla sua carriera, ma dimostra anche un amore genuino per la città e il club. Il chiudere la mia carriera con gli azzurri è stato il regalo più bello che potessi farmi, ha ripetuto, con un tono che riflette gratitudine ed emozione. Per chi ha seguito quegli anni dal 2010 al 2012, con Walter Mazzarri alla guida, è impossibile non ricordare la tenacia di Lucarelli in campo, anche di fronte a sfide come un infortunio al legamento crociato. Era un giocatore che onorava la maglia del Napoli, e le sue parole dimostrano che il sentimento è reciproco. Anche Napoli lo ha accolto. Il legame di Lucarelli con Napoli è qualcosa che risuona nei tifosi. La città di Napoli ha una magia unica, che coinvolge giocatori e tifosi in una passione che trascende il calcio. Quando parla del suo desiderio di tornare in città, si percepisce che non si tratta solo di nostalgia. È un legame che non si spezza mai. E, da tifoso, questo ci fa riflettere su quanto sia speciale il Napoli, non solo per i titoli o le vittorie, ma per il modo in cui tocca la vita di chi passa di qui. Cristiano Lucarelli ne è un esempio vivente e le sue dichiarazioni sono un invito per i tifosi a celebrare la storia del club. Inoltre, la sua analisi della nazionale italiana dimostra che Lucarelli rimane una voce rilevante nel calcio, elogiando il lavoro di Gennaro Gattuso, che è anche un'icona per i tifosi del Napoli. Rafforza l'importanza di un allenatore che sappia tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Moise Kean, Mateusz Retegui e Lorenzo Lucca sono nomi che rappresentano il futuro degli azzurri e Lucarelli, con la sua esperienza, dà a questi giovani un importante appoggio. Per i tifosi del Napoli è speciale vedere un ex giocatore del club così coinvolto, che analizza il calcio con passione e competenza. Questa intervista con Kiss Kiss Napoli è più di una semplice dichiarazione. È un tuffo nella storia del club e uno sguardo al futuro del calcio italiano. Cristiano Lucarelli, con la sua carriera al Napoli e le sue toccanti parole, ci ricorda perché amiamo così tanto questo club. Ha affrontato sfide, celebrato successi e, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, porta il Napoli nel cuore. E, tifosi, questo è ciò che rende il Napoli così speciale, è più di una squadra. È una famiglia che unisce giocatori e tifosi in una passione eterna. Allora, tifosi, cosa ne pensate di questa storia? Lasciate un like per sostenerlo, condividetela con la nazione azzurra e commentate qui sotto così possiamo parlare. E ora, una domanda per voi. Cosa vi ha colpito di più delle parole di Cristiano Lucarelli sul Napoli? Pensate che Lorenzo Lucca, da lui elogiato, possa essere una futura stella del nostro club? Ditecelo nei commenti, perché la voce dei tifosi è ciò che fa vibrare questo canale. Forza Napoli sempre!